La Giunta regionale ha deciso di adottare la Carta dei diritti delle bambine. Perché? Perché la sensibilità al femminile, l'attenzione per il genere femminile è diverso dal maschile, non solo sotto l'aspetto fisico, ma psicologico, emotivo, oggi merita un'attenzione particolare in un mondo che fa spesso violenza alle donne, in un mondo che anche all'interno dell'Europa molto civile della stessa Italia vede ancora la pratica dell'infibulazione in certi casi. Insomma, noi vogliamo dire che la bambina merita diritti particolari legati proprio al suo essere donna e al genere femminile. La Carta dei diritti della bambina adottata dalla Giunta regionale è un atto molto significativo e importante. Spero che tanti comuni della nostra regione seguano questa indicazione e adottino a loro volta la Carta dei diritti, che è la premessa fondamentale per quello che devono essere i diritti e la tutela dei diritti fondamentali delle donne e della persona. Da questo punto di vista credo che ai principi debbano seguire buone pratiche e debbano seguire soprattutto l'implementazione con atti importanti, e questo è il ruolo delle amministrazioni pubbliche. Da questo punto di vista l'indicazione della Regione è molto importante.